Caro Giampaolo. Caro Alberto, grazie. Che dire, qua per riaffermare ovviamente la volontà della coalizione, che è comunque la volontà del popolo veneto, perché la prima soddisfazione che io personalmente ho avuto è che tutti ci hanno seguito, ormai hanno visto che la logica del federalismo, dell'autonomia e dell'autogoverno è fondamentale per la nostra regione, è fondamentale per la nostra storia, e diciamo che una vittoria io l'avevo già raggiunta sentendo parlare tutti quanti i candidati alla regione, quindi partire dal PD con Bortolucci che parlava in Veneto, ma di tutti gli altri, addirittura un partito secessionista, se non addirittura. Quindi credo che questa sia già una soddisfazione, ma è anche il risultato di una storia lunghissima, diciamo, perché credo sia plurisecolare. Adesso non voglio andare a sconfinare con battute un po' forse troppo forti, però penso proprio che da questa terra rinascerà quella vera autonomia, quella vera identità, perché questa terra è stata la prima terra soprattutto ad avere questa grande aspirazione. Ripeto, la coalizione, che qua ovviamente io rappresento per quel che riguarda la Lega, ha dato e continuerà sempre a dare questa grande dimostrazione soprattutto di unione, di forza, ma con l'obiettivo finale, e qua quindi faccio un appello anche a tutte le altre forze politiche, a tutti gli altri consiglieri, anche al di là delle forze politiche, che questo deve essere l'obiettivo, questa legislatura deve essere l'obiettivo dell'articolo 2 dello statuto attuale della Regione Veneto. Il popolo veneto si autogoverna secondo storia, cultura, uso e tradizione. Grazie.